e a dine comunista. Che non ti recampe, ci spiava Sciaveri a Sarino, che aveva arrivato all'ora. Vieni alla camera di lavoro. Oggi c'è stato un compagno di Messina che parla lo fatto, lo ticket. E diceva, ma te che tu fai fare? Arrivegliavo Sciaveri, avesse un bianco coeto, che potesse stare. E io chiesto il discorso, arrebbricavo Sarino. Che tu che credi che un buono stare, sta buona vita che facciamo, sta pensione che ora ne runano, ne viene relario, o puramente che il governo nella reala? Tu scordasti quando eravamo caruse, la vita che facevano che da anziane, come ora siamo noi, gente come sono terra che ne la ricordiamo tutti, all'acqua e al vento. O ma se no sotto l'occhio del sole, tutte le mattine che davamo per pigliare a zappare, per pigliare a mettere, tu scordasti? Queste pensioni che sta cassa mutua, sto ticket delle mie regine, queste cose tanto non c'erano. Questo sì, disse Sciaverio. Tanto uno che a Dio me ne scansa che era malato, che aveva una malattia lunga, si mangiava a casa, a roba e tutte cose. E non ti credere che il governo non la regalava, o puramente che queste gente ricche, queste baroname, queste pagliettara, stanno nei spartieri terre perché ci pariamo bene. No, queste sono conquiste della classe operaia e contadina, sono i risultati della lotta del proletariato per il comunismo. Sono, sì, ma ora calmate, ma se non ha sempre che te viene. Ci disse Filippo, quando fu fatto a Castelluzzo, a rivegliare Sarino, che tanti Castelluzzisi si arrazzellarono, fu fatto ora l'ammasso, io avevo 16 anni, e con Buruchisso a me e a Bonalmare mia pa, a testa ne regia, che quando mi sapevamo a fare lo stesso, che ne avevamo a giungere qui. Se non sbaglio pure tuo papà era comunista, disse Filippo. Mio papà era comunista e mio nonno era socialista, arrivegliavo Sarino. E no, 45, quando fu questo fatto di Castelluzzo. Tu che sei 28? Ci spiavo Sciaverio. No, io sono 29. Allora sei più caro sulla mia. Io sono pareggio di tuo fratello Achino, ha risposto Sarino. Che gli sta a scuola assieme con gli Achino? Spiavo Sciaverio. No, non è a scuola assieme, perché Achino è a scuola comunale e invece io a scuola RMIE. Tanto noi eravamo a Lucare RMIE, ne Ron Paolo Cucinova. E le scuole erano da proprio, ne noi. A tempo del fascio, non so se ve la ricordate, c'erano le scuole comunali e le scuole di campagna. E se hanno che noi stavamo in RMIE, io e mio fratello Bastiano, e a scuola da proprio. Se scuole di campagna, che dici tu, si chiamavano scuole rurali, disse Filippo. Come scuole erano le stesse, ma i libri erano gli altri. Che può essere mai? Spiavo Sciaverio. Io so che tempo fascio, i libri erano tutti in una maniera, perché erano chi diceva il governo. Sì, però c'erano chi per scuola comunale e chi per scuola di campagna, rispondeva Filippo. Vero è, disse Sarino, un libro mio, la terza, che me la ricordo preciso, era intitolato L'aratro e il solco e c'era scritto letture per la terza classe dei centri rurali, ma ricordo che c'erano stampate 3 fasce. Eh sì, perché era a tempo del fascio, disse Filippo. In questo tempo io lavoravo in abbonarmi al Cavaliere Ruscitto a Cartagerone e spesso a suo figlio ce l'accompagnava io al paese. Per essere a Fontana Nova, dove stavo Cavaliere, stavo pure io, in scuole c'erano i caruse di chi che lavoravano nel Cavaliere e
una tutta contrata venivano a scuola da. Nel caso del Cavaliere c'erano 2 stanze a scuola e di fianco c'erano una stanzicetta e una cucina per il professore. E ho chiesto che era per tutti, sia per il professore e sia per la scuola. Ma però, il figlio del Cavaliere ia a scuola o paese, a scuola comunale, e spesse volte ce l'accompagnava io proprio. Comunque, quando Carosiello faceva la stessa classe di certe piccerine che venivano a scuola a noi, il suo libro era in un'altra maniera. Danne casa del Cavaliere, ne stava pure io, ce n'erano assai Carosielli che venivano a scuola. Erano assai perché ce n'erano assai cristiani alle campagne e tutte che mandavano i carosi da, nella casa del Cavaliere Roscitto. Noi arriviamo Sarino, l'annata che gli è la terza, eravamo 16, tutte ammescate, sentenne, c'erano quelli che facevano la prima, c'erano quelli che facevano la seconda, erano ammescati. Il professore nostro era Pitto, abbonammo al professore Pitto. Era un cristiano buono con tutte e con tutte, vogliamo bene, certe volte per una cosa o per un'altra col caruno arrivava tardo o non veniva proprio, certe volte, specialmente a tempo a campare olive, i compiti non ne facevano turno. Io per una mano si sedeva, ma rifare non faceva niente. E questo professore Pitto abitava da, però sabato se ne chiamava sempre. Nido non mancava niente, qui ci mandava aranci, qui ci mandava una menestra che facevano edde, qui ci mandava un panariello di mattoluna, qui ci mandava una bottiglia di vino, una bottiglia di olio. C'erano quelli dei bonzi che erano a locare ne cucchiara e chi se parte una cosa, parte un'altra, ce ne portavano sempre. Perché se ne bonzi quando c'era pure io, c'erano i Ruenichi, Filippo e Leborio. E poi c'erano quelli che chiamavano la torre, Renne Meravolo, c'erano quelli che venivano Renne Restivo, Renne Natale, quelli che scendevano Renne Tite, c'erano d'altri che venivano la signora Clementina, erano 16. Tanto un statuno del Remie non c'era. Un statuno fecero no 53 o no 54. Noi come vi stava dicendo, stavamo là, propriamente di fianco alla scuola, e c'era una buona amicizia con tutti. A buona mia mamma quasi tutti i giorni appoliziava e resettava a scuola e tutte cose. L'inverno, nelle giornate di freddo, ci preparava il braciere, il professore, e certe volte, specialmente il sabato, che il professore se ne chiamava per il paese, ci spruia qualche uovo che sapeva che il professore ci piace l'uovo. Vi la ricordate tutte le braciere che mettevano qua a Messetta nelle scuole vecchie? Disse Filippo. La mattina quando trasiamo a scuola c'era una filarata longa di braciera e c'era una buona arma di Don Paolo zoppo e Mararazia a Pumena con ventaglio che scuavano le braciera e ne portavano uno per ogni classe. Arriviamo Sarino e ci mettiamo sotto tavolino, insieme al professore o sotto le cosce della signorina e tutte le carrozzelle stavano con il lutero freddo. Ah, non mi facete parlare, ce ne fossero cose da dire. Dai re mie, a buonamma mia mamma tenia iardine, ne aveva assai a tempo di stagione, giorno sì e giorno no, parte mia papà e parte mio fratellino chiamavano, impanaro roba al paese e ci portavano un Salamone, un Sergio, certe volte scendevano le urpe, Ruzzo Pardo e ne ammazzavano qualche podascia, certe volte trasia a Padduottola e voleva pure la sua parte, ma Ida ci impresiava sempre, da l'argasia ce n'era, tempo la oliva no, si mangiavano la oliva, ma dopo che spedeva la oliva
da primaverata e a tempo di stagione, e lasciava ir a due giardino e stavano. La giardina che cammina porta sempre a ozza china, disse Sciaverio. Certe volte arrepegliavo Sarino, quando c'erano i puddicine, ci scattava un iglio e se ne portava col carone. Con pure quando abbonarmi a mia mamma ci impresiava sempre. A sera chiamava, ci stava un pochino di solame e si arrecampavano a frotta. Come si arrecampavano in chiuria a noi a denaro e stavano. Ce n'erano nivre, ce n'erano bianche, ce n'erano saracine, ce n'erano faveate, c'era agnado, sperare Dio che era quanto un pepio, una crista rossa come coraggio, ripinnere tante colore che erano un abbellamento. Aveva una cura che paria un arcobaleno. Ognuno rinnovava frate e suoro, se ne dia una e diceva che chida era la sua giardina. Io me ne avevo avuto una giardina saracina, che era quanto una coffa. Quando uscì da scuola, viste che a me giardina a de paraggi non c'era. Ma troppo pranzo e pure la sera a cercare ancora e non c'era manco. Mamma, non è a me giardina, sarà se piere. Mi vanneavo a idere suso, basta scuravo. La giardina si arrecamparono e tu te che da mia no. Quando tornavo mia papà, cominciamo a mangiare. Quando vai per birre, che mia mamma aveva fatto un bruolo da giardina. E bitte da giardina cotta una pegnata. Ma per sua riso che aveva succeduto. A chiante, scoccolai a chiangere. E non mi posso accordare nulla. Io pensavo alla mia giardina saracina e chiancia. La giardina saracina, guarda che sapete sta strofa, spiegò Filippo. La giardina saracina guidava Iaddo della sua vicina e lo Iaddo non poteva cantare, che la giardina si metteva a sbulazziare. Un giorno la giardina saracina lasciava la giardia aperta la mattina, ma lo Iaddo non io nella giardina, io non può lasciare la sua vicina. Lo canto mio di saota, seguitavo Sarino, ogni anno quando aggiornavo tempo a abbonarmi a mia mamma, mettia la ciocca. E certe volte ne mettia pure due. Una primaverata ce n'erano più di una, che diventavano ciocche. E da quando la luna ia a giungere, ne dia una, preparava la cartella, con la paglia ci metteva l'ova viene a essere sempre spariggi, o 15, o 19, o ma se 91. 17 no, che portava la disgrazia. Io quando c'era la ciocca mettuta, aveva l'aggravio, come ne c'era a scuola e attaleava sempre. Una volta o giorno quando c'era la ciocca mettuta, mia mamma ci metteva solame e a scotella con l'acqua vicino alla cartella. Spengeva la ciocca, rinno giucco e la posava in terra per farla mangiare. Da ciocca paria che la secutavano. Mangiava correndo, se e no se beveva tanticchia acqua, si davano giucco, c'era una remenata all'ova e si giuccava a riere. S'ammatta che c'era malo tempo, che suonava, faceva chiullesta ancora. La ciocca buona, guarda l'ova, disse Sciaverio. E con pure certe volte se ci aveva a mettere un crivo in capo a cartella, come se no la ciocca scendeva spisso e l'ova si raffreddavano. S'ammatta che quando scuavano i puddicini faceva la luna, arrevegliava Sarino. Mia mamma metteva tutte in un crivo e c'era due ferre una. I cernia quando non venivano pigliate la luna. In principio, quando i puddicini erano uniche, ci facevamo i pezzoluna, oppure c'eravano scarafoglie di lattuche o recavole menuzzate fine, e li stavano. Come vi stava dicendo, per tutta la stagionata le giardine stavano fuori a due giardino. A tempo olivo invece stavano
che mio papà ci aveva fatto un amore non zaccano. E noi a De Caruse a mia mamma ci portavamo scarafogli, solame, qualche impastata di caniglia. O sabato troppo pranzo, il professore se ne chiamava sempre per paese. Se ne chiamava, ma o lunedì mattino non mancava mai. Piovia o fortureava, o primo di tutto era sempre io. Sempre preciso come un orologio. Quando tornava al paese portava le cose che ne servivano per scuola, un gesso, un giostro, e ne contava so che succedeva. Tanto c'era il fascio, e il sabato dopo pranzo c'era sempre la parata lo sabato fascista. Tutti che marciavano con la divisa, c'era un discorso di qualche piezzo rosso, e il nostro professore mi contava tutte le cose. Il nostro duce, Sua Eccellenza o Cavaliere Benito Mussolini, saluta a tutti gli alunni delle scuole del Regno, saluta i figli della Lupa, i Balilla, gli avanguardisti e le piccole italiane e ci invita allo slancio vitale. Saota che tornavo e ne dissero così, portavo un foglio di carta ranne che c'era scritto lo slancio vitale del popolo italiano non fu e non sarà fermato, qua firma di Mussolini. Dopo, per ambiente tempo, ne parlava sempre dell'autarchia. Sa parola mi restava qua e si toccava a fronte. Bisogna sparagnare energia, il professore. L'Italia è ricca, ma bisogna sparagnare sempre. Ogni famiglia, ogni paese, tutta l'Italia deve produrre quanto consuma e deve consumare quanto produce. E se ci sono cose che l'Italia non produce, bisogna provare a produrle, pure noi, o di usare altre cose che producono. Lo sapete voi che con la ginestra si possono fare i vestiti? Energia. Lo sapete che le corde si possono fare con la cave? Professore, chi è la cave? La cave è a zammara, chi da risegge. Con la zammara si possono fare corde più forti di quelli che i pescatori fanno con dise. Professore, vicino al ponte c'è Nino Panecavro, che veniva alla torre, c'è una trofe zammara, ai mappigliamo, sopra Vardone, ci sono pure tante di nostri. Ma il professore ne disse no, che non valeva la pena di a cercare i nostri sommacche, zammara, però ne disse che l'autarchia la potevamo fare pure noi e potevano aiutare la patria se tenevano la bacche. Ne spiegavo che per fare la sita ci vuole la bacche e ne disse che volendo la bacche potevamo arrivare pure noi. Basta, ne mettemmo tutto in galleria e avevamo arrivare la bacche. Tanti anni fa, ne diceva professore, in Sicilia c'erano tantissime bacche. La Sicilia produceva tantissima seta. I contadini del nostro paese, e specialmente quelli di San Marco, quelli di Alcara, di Tortorici, di altri paesi, tenevano la bacca e poi vendevano i bozzoli di seta e guadagnavano tanti soldi. Che sono i bozzoli? Ci spiegavo. I bozzoli, mi rispondeva il professore, sono come a Gianna, come i nocidi americani, ma però sono resita. La sita che fa l'abbacco. Adduamole pure noi. Se guadagniamo tanti soldi. Noi rispondeva il professore, noi doneremo la seta alla patria. E ne spiegavo come si tiene la base. Ne disse che ci vogliono tante pampe e ne ricevono. Che ci vogliono i cannizzi, che troppo si ci prepara come un mosco quando si arrampicano e fanno la sita. Basta avere conoscenze, io proprio, il professore, ne procurava l'uovo e la bacca. Quando ne portava a scuola, che la vienna un cascionietto di spagnolette. E ne fece a birra, noi arrestemmo doluse. Ne aveva parlato le uova e ne aspettavamo a rivire le uova. Non dico come a chi delle ardine, ma magari come chi delle cardine o rezzivole.
invece l'ova la baghe erano niche e nivere come semenza di paparine. Nado casciunieddo che era nico e non era manco mienzo, ne parsero picca. Parno picca, ne disse il professore, ma sono più di 4.000. E sperimentemmo che avevamo a levare la bagua. A stadda noi era sotto mesa e sparte sotto la mangiatura c'era un agnone spaventato che aveva fatto apposta per fare scuare da baghi. Però a buona mia papà non moriva. Iddo quei cose lo fascio non era accordio proprio. Ridire non diceva niente, che tanto non si poteva parlare, ma le discorsi lo fascio, le divise, le sfilate che si facevano, eppure le scartafazze che il professore impiccava nelle mura a scuola, io non ne voleva sentire proprio. Però se hanno canoate caruse erano tutte in galleria, le bambinette, il professore posava due cascionette, però se hanno canoate caruse erano tutte in galleria per da baghi. E il professore ce l'ha domandato con da buona valora che aveva ido. Mio papà metteva due cascionietto comprende rindromava un munnetto, sistemava un munnetto sopra un cippo, un pelavo sotto la mangiatura, ci metteva una frazzata vecchia in capo quando stavano cavoli. E nella giornata che aspettavamo che scuavano la baghe, noi a De Caruse pregoremmo i cannizi e ne segnalemmo e peggevo se potevamo ir a fare i pampani. In strumento il professore ne spiegava queste baghe come nascono, come crescono, come si addevano, come fanno la sita e ne fece storiare a tutti, ranne e piccerette, una poesia che sempre ci penso era intitolata La raccolta dei filugelli. I filugelli si intende sono la baghe, filugelli per italiano, a baghe in siciliano. Gran mangiare, gran dormire, i filugelli si imboscarono al fin tra i fastelli, gli ande d'oro divennero filando. A poi, sapendo come faceva, e ne permettevo che quando arrampicavamo, quando ricampavamo la sita, ne portavo a paese per consegnare il direttore e per fare una vera parata lo sabato fascista. Consistia che noi stavamo preparando un dono, un regalo per la patria, perché come ne spiegava il professore, noi avevamo la baghe e ci consegnavamo la sita al direttore per mandarci a Messina, alla gioventù italiana del Littorio, per la patria, per il fascismo e per il nostro duce. Una giornata il professore preparava foglie, ranne, scrivute, le cose lo fascio. Ne parlava il re, la regina Elena, le soldate italiane che vincevano sempre e avevano conquistato la Libia, la Somalia e l'Abissinia. C'era la canzone, disse Filippo. Io ti saluto e vado in Abissinia, cara Virginia, ritornerò. Ne contava che l'Italia aveva l'impero, ne due fogli di carta ranne, ci aveva scritto che l'aveva copiato il no libro la terza. L'arato traccia il solco e la spada lo difende. Mio papà sentiva tutte queste cose e rosicava il polmone. Il c'era già per natura che parlava picca. Questi tempi quasi che non parlava proprio. La mattina una regina di orna ruppe che ce l'avevamo mettuto, scuraro l'ova e la bagga. Mentre che eravamo a scuola, venne mia mamma, troppo leao, trasio, e ci disse il professore che la bagga stavano scuando. La festa era a De Caruse. L'anno mattina Nino Panecavro che veniva alla torre, portava i primi bambinetti tenere ricevose per menuzzare cille fine a da baghe. Come arrivarono i bambinetti, il professore posava due cascionetti con la bagga in capo tavolino. Noi a De Caruse, io, tutti che volevamo tagliare dei bambinetti. Per sì e per no,
ne disse professore, nessuno ci deve mettere mano senza il mio permesso e senza la mia presenza. Le baghe sono delicate, bisogna stare ben attenti come si allevino, ma se no carano malate e finisce tutto. Ricordatevi che noi dobbiamo produrre la seta per donarla alla patria. Per stamattina le foglie le taglio io, perché le baghe sono troppo piccole e le foglie si devono tagliare fine fine. Quando poi diventano più grandi le foglie si possono mettere sane e potete metterle voi. Da baghe appena scoate erano nichi, parivano, che vi voglio dire, come a Saluca. Il professore tagliava le pampanette fine con cutelluzzo e mi metteva spane, non voglio le carta. Ci abboccavo la bagara in capo e per 2 giorni finiva così. L'domani Nino portava e adde pampanette e il professore ci fece tagliare a Iddo, proprio a Nino. Consistia che era per conoscenza che il carrosiello portava i pampani e tutte le altre tagliavano. Giorno per giorno, parte una, parte un'altra, nei strumenti diceva si avevano mettuto i pampani pure noi abito e tutti che portavamo pampani, da baghe mangiavano e crescevano e mangiavano, crescevano a vista ruocchio. Rinna carta, una cannizza, una rucannizza, 3 cannizze, con il fatto che le baghe erano tutte cattareate. Nudo che mancava o che veniva a scuola più con ritardo. I cannizze li teniamo nella stanza, tutte le mattine ci cangiavamo i pampani, li passavamo nelle cannizze pulite, e apriamo la finestra per farle ventilare. Le baghe non so se sapete, sanno a tenere pulite e hanno bisogno d'aria, ma no ci scoppa una malattia che diventano muorde e muoiono. I pampani ricevono hanno essere sempre freschi, ma no, non si mangiano. Da baghe nostre crescevano a vista ruocchio. Troppo le semane erano rosse quasi come la pasta a maglietto. E nell'altra stanza, onde era a scuola, c'eravamo noi, si sentiva lo scruscio che facevano mangiando, uno scruscio che appariva una ruota remolino. Mano a mano che le baghe crescevano, foglie ce ne volevano più va e più chiossai. E noi a caruse facevamo a chiossai e ne poteva portare, mangiavano e crescevano. E venne un tempo che cominciamo a portare ramuzze sicchere nostre e de mondacchine. Per quando era ora di preparare il bosco, un se ne chiamavano per fare la sita. Un sabato mattino, mentre che eravamo a scuola, a cominciare a piovere. Stamattina sapendo che l'undomani non c'era nudo, che era domenica, pampane ce ne portemmo per 2 giorni. E eravamo quieti. A nessuno della scuola il professore chiudeva, a nessuno della scuola il professore chiudeva e se ne chiamava il paese. Per tutta la giornata lo sabato e tutta la giornata la domenica pioveva. O l'una mattino, che aveva scampato e aveva spuntato il sole, una poco io, una poco tu, cogliemmo le altre pampane, ricevo, e portemmo a scuola, lesto, appolizziemmo i cannizzi e ci mettemmo i pampane freschi. Vediamo che nella stanza c'era freddo, a pericolo che le baghe che erano malate. Dato che aveva spuntato il sole, ne disse il professore con mente portate i cannizzi fuori per farci vegliare aria. E portammo i cannizzi fuori, noi che hanno arrivato a casa, che c'era il sole. 5 cannizzi. O sole con le pampane fresche, mano a mano le baghe si arrepegliarono, come vedete che si stavano arrepegliando, il professore ne chiamava a tutti e ne trasemmo per cominciare a scuola. La mia mamma sapeva che le baghe erano fuori. Non sapeva. Come vedete che da bella mattinata era sole, ci apriva la porta e a dine e se ne chiamarono per fare i servizi, che mai avessero stato.
pare che sappiano. Di addine come sferrearono la cantonera e bittero che c'erano la baghe. Ci scattearono tutte e in tempo niente di cannizza la polizia completamente. Pizzolea tu e pizzolea io, a uno la baghe se la accamparono tutte, a dire che ne avessero lasciato magari uno. E finirono la baghe, finì la seta, finì il dono alla patria, finì l'autarchia e finì pure l'impero. E io sapevo che chi erano gli addini comunisti, Risse Saverio Ririenno.